Signori, non so se ci avete presente la canzone Planet O, quando si mette a cantare siamo i pirati del Planet O, no, no, no. Quando fa la vecchia sigla di Uffa, quello di Lupin Terzo, no, no, no. Planet O, Planet O, era la sigla di chiusura, se non mi ricordo male, della prima serie. Sì, quello che volevo dirvi, se non mi ammazzo, no? Ecco, sta arrivando lo scassacaspita di turno, no? Sì, io caspita. Lupin terzo, no? Nella sua, come cavolo si chiama? Nella suo nome originale sta scritto Lupin terza generazione, però il simbolo cinese che dice che indica la generazione significa pure mondo, perciò Lupin potrebbe essere, c'è qualche adattamento sbagliato, no? L'avrebbe potuto chiamare Lupin terzo mondo. Vabbè, no, sì, ho fatto questa cosa qua con questo piccolo pupazzo qua. Qui ci sta, possiamo fare la pupa e il secchione, no? Qui il scienziatucolo alla tastiera che uso sempre per fare gli esperimenti di cose, e questa è la femminista tossica, sempre la tastiera, no? Ecco, la pupa e il secchione, dove però le tastiere che utilizzano loro non sono tastiere tipo musicali, sono semplici tastiere di, come cavolo si chiama, quello fa, ecco qua, una femmina e un maschio, la pupa e il secchione. Le tastiere che fanno questi qua, no? Non sono tastiere musicali, sono tastiere, semplici tastiere digitali del computer, perché loro sono, come ho detto, scienziatino da tastiera, pure quest'altra, e come si chiama, femminista tossica da tastiera, perché se la loro tastiera non fosse una normale ma fosse una musicale, sarebbe qualcosa di buono, perché la musica può arrivare dappertutto, ma siccome questo suona e questa canta, questa no, ha una buona voce, anche se dice che non è vero, che questo suona, però la loro musica non arriva dappertutto. Tanti saluti e vota Omar, amo per secchione.